Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. This is our story that we can take back someday. Non ha deluso le aspettative l'edizione numero 95 del Derby sardo, corsa classica di selezione sui 2400 metri, riservata ai fondo arabo di 3 anni. Un evento tanto atteso dal mondo del galoppo sardo, un appuntamento che si rinnova ogni anno all'ippodromo di Chirivani dal 1921, eccetto le 5 edizioni non disputate durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Una sorta di richiamo per tutti gli appassionati del cavallo, un legame forte con la tradizione, la storia, la cultura e la passione per questo sport. Lo spettacolo e le emozioni non sono venute meno anche quest'anno, un derby che vedeva la vigilia favorito Chimera Love, la vincitrice dell'internazionale e unico anglo-arabo di 3 anni in Sardegna ad aver vinto in 3 occasioni. I controfavoriti eletti dalla punta erano Carta Bianca di Tempio e Borgia Dei, entrambe vittoriose nel loro ultimo ingaggio. Appoggiata anche Chimera Bella, mentre era considerata tra gli outsiders Chicca. Ma in tanti abbiamo sottovalutato la baia della scuderia Pinna, ingannati dalle sue ultime prestazioni non di altissimo livello. E invece la figlia di Pantuosco si dimostra soggetto estremamente concreto sulla distanza, abile come il suo interprete Nino Murru. Il fantino di Sindia tira fuori tutta la sua esperienza e la capacità di leggere la corsa, sfruttando al meglio le evenienze di gara. La cronaca ha visto Borgia Dei andare decisa in avanti, imponendo un buon ritmo alla corsa, seguita da vicino da Chimera Love, con gli altri ben compatti al primo passaggio di fronte alle tribune e con Chicca a galoppare nel cuore del gruppo. Il momento chiave della corsa si può individuare sull'accelerazione a traguardo lontano di Borgia Dei, subito prontamente marcata stretta da Chimera Love. Uno strappo a 1000 metri dal palo che sgrana il gruppo facendo selezione, con la sola Chicca a restare in scia del duo di testa. Nell'arco della piegata conclusiva Chimera Love si presentava all'appoggio ai fianchi di Borgia Dei, dando la sensazione di poter dominare la prova, mentre Chicca, richiesta maggiore impegno da Murru, rintuzzava lo svantaggio. Ai 250 finali Chimera Love lancia la lunga volata, passando al comando, ma all'esterno si materializza la sagoma di Chicca. Le due danno vita ad un duello che ha infiammato le tribune del Don Diodato Meloni, con il boato del pubblico ad accompagnare il tratto ultimo di un derby che vede svettare a sorpresa, ma meritatamente, Chicca e Nino Murru. All'interno Chimera Love, Chicca che porta a casa la 95esima edizione con Nino Murru in sella a precedere Chimera Love ed il numero 1 Borgia Dei che conclude in terza posizione. Grande la monta di Nino Murru in questa occasione su Chicca che sorprende tutti e a 100 dal palo riesce a superare di slancio Chimera Love che si adegua alla seconda posizione e conquista così la 95esima edizione del Derby sardo. Dopo il palo, Nino Murru viene disaccionato da Chicca. Quest'ultima, nonostante i 2400 metri appena percorsi, trova l'energia per farsi un giro turistico all'esterno del tracciato, mettendo in apprensione tutto il suo entourage e gli appassionati pronti ad applaudire al tondino. Una situazione incredibile e inaspettata che si è risolta con il recupero della cavalla e una volta confermato l'ordine d'arrivo si è potuto procedere con le premiazioni e le interviste ai protagonisti. Sentiti il trainer e il proprietario Antonio Fisiopinna, il jockey Nino Murru e l'allevatore bonorvese Marino Mura, che porta per la prima volta a Bonorva il derby sardo. Proprietario di Chicca. Antonio Fisiopinna, al training ai colori di Chicca, un derby forse insperato, lei bene in primavera, poi un po' uscita fuori quadra dai grandi nomi, oggi invece è ritornata vittoriosa, è la cosa più importante per il fondo arabo. Io dico che per vincere i cavalli devono stare bene, in questo periodo la cavalla ha dimostrato di essere lei, ha vinto con un pochino di forza, ha lottato contro una grande cavalla che neanch'io mi aspettavo di vincere, di arrivare magari secondo,
e sono contento. Altro cosa devo dire? Un derby anche per il finale, ecco qua è arrivato anche Nino Murri, così intervistiamo anche a lui. Un po' di ritardo questa intervista, dicevo, però bene così Nino. Allora, sono felicissimo perché diciamo che sono stato ingaggiato dal signor Pinna circa una settimana fa tramite Giovanni Pintori. Hanno voluto che questa cavalla la montavo io, loro ci credevano tanto e io l'ho montata veramente con fiducia. L'ho provata martedì, mi era piaciuta tanto. E nulla, sono contentissimo, ringrazio il signor Pinna perché mi ha dato fiducia. Niente, una bellissima cavalla, fa molto bene la distanza. Peccato il piccolo incidente alla fine, però sono cose che succedono, dai. Ho fatto 10 km. In un derby non c'era mai visto. Dai. Comunque, la corsa l'ha vinta lui. No, la corsa l'abbiamo vinta. No, l'abbiamo vinta noi. Nino, L'abbiamo vinta noi. l'aspetto tattico della corsa, Chimera Love era il punto di riferimento, tu l'hai seguita A me, per tutta la verità, ordini non ne ho ricevuto da Antonio Fisio. Gli ho detto, Mi ha fai detto, te, sei sai un tutto, bambino." il palo sai dov'è, meglio di te non lo sa nessuno. Mi ha detto, montala come vuoi, fatti un po' di partenza, di là sposta e se c'è bisogno vieni via pulito. La corsa mi è venuta alla grande perché ho trovato Chimera Love che mi ha portato tutta a strada. In fondo ci ho creduto, braccia e frusta e abbiamo vinto. Ci ha Sono accompagnato felicissimo. anche la fortuna. Sì, dai. sì. Nell'intervista in primavera ti mancava solo il derby. È vero, adesso ci sono tutte. Dai, bene. Complimenti Nino. Grazie. Antonio, questo derby numero non lo so da urlo da Ghenta, però che non vincevi il Non lo derby. so. Però è una bella Un paio li ho soddisfazione. vinti, sì. Grazie. Una bella Sì, soddisfazione. sì. È la corsa dell'anno. Tutti gli allevatori sardi aspettano questa corsa perché la sentiamo, è proprio Sì, il cavallo nostro, cavallo della Sardegna. E quindi vincerlo è un grande. Sì, sì. Bravo Antonio, complimenti, dopo 5 anni sei ritornato a vincere questa corsa e in bocca al lupo per il futuro. Grazie anche a te. La prima apparizione pubblica di Chicca risale all'ottobre 2020 proprio sul blog spawnriver.biz nella sezione Cavalli in vendita. Dopo qualche settimana fu acquistata dal signor Antonio Fisio Pinna che nel mentre aveva già vinto con la sorella Baruffa. Una vittoria che parte da lontano, costruita passo dopo passo da Antonio Fisio Pinna fino a portare al top della condizione Chicca presentata nel giorno più importante carica pallettoni. La prestazione esaltante della figlia di Pantuosco e Terza Luna la si può apprezzare in questo bellissimo confronto a 4 che vede protagonisti alcuni vincitori del derby sardo. In alto, alla vostra sinistra, 29 nel 2017, al suo fianco Adrenalina de Mores nel 2019, in basso a sinistra Batuman nel 2020 affiancato da Chicca. Tralasciando la netta affermazione di 29 che corse contro se stesso, risulta più oggettiva la valutazione e il confronto tra Adrenalina de Mores, Batuman e Chicca. Dalle immagini che stiamo vedendo si capisce che l'andatura di Borgia Dei è molto più svelta rispetto a quella di Bossardo e quella dell'edizione 2020. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older.
Il fermo immagine sul palo evidenzia la prestazione maiuscola di Chicca davanti a Batuman di 2 lunghezze, molto di più rispetto al fenomeno Vintinoi e alla campionessa Adrenalina de Mores. Chimera Love perde lo scettro ma non esce ridimensionata. La sensazione che ha dato il massimo e si è dovuta inchinare al numero stratosferico di Chicca, capace di varcare per prima il traguardo in 2.39.30, andando vicino al record di Vituliana che si impose nel 97 in 2.38.44. Anche questo dato fa da cornice alla splendida vittoria di Chicca, di Nino Murru, di Antonio Efisio Pinna e dell'allevamento dei fratelli Ignazio e Marino Mura. Congratulazioni da parte di SmallRiver.biz.